Siamo a Friuli Doc insieme a Tommaso ed Alessandro per parlare di Felicima Furlans, che adesso andiamo a chiedere subito ad Alessandro che cos'è. Felicima Furlans è un progetto che è nato 2 anni fa ed è un progetto per una serie televisiva made in Friuli. E qual è l'obiettivo che vi eravate posti all'inizio? Come vorreste che si sviluppasse questa vostra idea? È sicuramente un lavoro in corso d'opera che si sta modificando e che si sta evolvendo man mano che il tempo passa e che entriamo un pochino nel mercato e nelle strutture produttive e distributive regionali. In questo momento stiamo lavorando via internet, che è sicuramente il metodo più facile, più economico e più veloce per farci conoscere. Sicuramente l'obiettivo è di arrivare ad una produzione che possa trasmetterci anche su delle reti sicuramente regionali, ma insomma anche aprendoci un pochino al resto del mondo. Non è un caso che ci piace mettere su internet in questo momento i nostri prodotti sottotitolati in diverse lingue in modo da poterli rendere fruibili da diversi tipi di popolazione. Insomma, è tutto in lingua friulana in questo momento, ci diverte anche l'idea di una serie televisiva in lingua, lo troviamo tutto sottotitolato in italiano, ma anche in inglese, in francese, in spagnolo, in triestino, cosa che riteniamo sia giusto e corretto fare. E di cosa parla in modo particolare? Racconta degli aneddoti? Come si svolge? Felicima Furlans è una serie che si sviluppa lungo 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, che raccontano la storia di Gianni, un friulano atipico perché ha vissuto 10 anni fuori dal Friuli e dopo 10 anni decide di tornare, anzi è obbligato a tornare in Friuli per accudire il padre che ha bisogno di attenzione. E Felicima Furlans è la storia di Gianni che riscopre giorno dopo giorno che cos'è e se esiste la friulanità. È una piccola odissea nel mondo friulano. Bene, allora diamo un appuntamento a tutti i giovani che ci seguono su questo canale di seguirvi anche in futuro. Immagino che vi troveranno su Facebook e su altri canali simili. Ci trovano su Facebook, dovete fare mi piace sulla pagina, ci trovate sul nostro sito internet dove potete vedere il nostro video promozionale, il primo mini episodio e prossimamente anche un nuovo video che abbiamo prodotto. E niente, vi aspettiamo numerosissimi. Il sito internet è www.felicimafurlans.it.